cerniere per il portabici, cioè una piccola cosa, ma sono proprio contento. La corda dell'acceleratore che è rotta, però il proprietario, che è anche onesto, mi ha preso quella nuova da cambiare, in più mi ha detto guarda, segnato c'è scritto 132.000 km, però ho fatto i calcoli e lui ne ha quasi 180.000. 180.000 per una macchina sono tanti, per un camper si può dire che non sono niente. Comunque molto piacevole da guidare, veramente bello. Non ha la stessa ripresa di una macchina, vabbè, grazie al cazzo, però 1.900 turbo diesel, anche se è turbo, ma comunque corretto, un 1.900 deve tirarsi avanti la mia casa dietro, insomma è anche troppo, dai. Comodissimo, i sedili tutti mollezzati, no? Tipo sei furgoni una volta, in effetti è un furgone di una volta. Bene dai, consumi ottimi, credo che mi faccia ben più di 10 con un litro, dopo vabbè chiaramente dipende da come corri, come corro io. Alla fine ci saranno due posti e un posticino qua, io mi siederò qua per il computer, lì avrò i due monitor e comunque essendo ad angolo si va benissimo utilizzare tastiera e mouse. E dovremmo esserci, insomma. Sì, date le disponibilità economiche avrò il mio computer vecchio, il PC, che non lo uso in batteria chiaramente, ma lo uso attaccandomi alla corrente di casa. E i camper hanno la presa del 220, cioè attacchi proprio il camper alla presa di casa. E col tempo più avanti mi sarebbe piaciuto tanto il Surface 4 della Microsoft, è un tablet PC che l'ho provato, va a bomba. Quindi perfetto per i montaggi video, per tutto quanto, e per i consumi, cioè ti dura 10 ore di batteria, capisci, te lo tieni qua sotto carica e te lo usi tranquillamente. I monitor sono a LED, quindi anche lì i consumi non ne vedo, mi sa che posso anche mettermi le casse e il sub in modo da avere un po' di musica ogni tanto, insomma, batteria permettendo. Però vedo che sto pannello fotovoltaico carica egregiamente, quindi non vedo tutti questi grossi problemi. Tra i prossimi lavori certamente un'altra batteria servizi, perché sai che il camper ha una batteria per il motore e una batteria per i servizi, io vorrei averne due per i servizi e credo anche un altro pannello fotovoltaico, cioè spazio nel tetto ce n'è, l'impianto è già fatto, i collegamenti sono già fatti perché c'è già un pannello ben più che funzionante e ne metto un altro così vado insomma più che tranquillo. Impianto di ventilazione per il riscaldamento, c'è sia in automatico che in manuale, ma fa talmente caldo la stufa quando funziona, ovviamente non adesso che non c'è, stronzetta, che non li uso mai. No guarda, bellissimo. Qui ho tutti i suoi controlli, c'ho il boiler dell'acqua calda, c'ho l'accensione e spegnimento del frigo se lo si vuol far andare a corrente. Questa è la pompa dell'acqua per la doccia, il lavandino del bagno, il lavandino della cucina, non ti ho fatto neanche vedere. Il lavandino della cucina è qua si tira su, porta pazienza. Qua c'è la moka ancora da lavare, devo lavarla dopo. C'è il gas con due fornelli più che sufficiente, c'è uno per la pasta, uno per il sugo, anche troppo, e il lavandino. Questo me lo sono attaccato l'altro giorno per mettere il sottopentola o i piattini del caffè. Qui a breve dovrò attaccarmi questi per mettere tutte le cose, devo trapanarli e fissarli perché il biadesivo non tiene, il biadesivo si stacca. Questi specchi sono da cambiare, però devo trovarli prima di questa misura, poi li stacco e li riattacco. E la mia bellissima tovaglietta. Poi qua i cassettini. Qua devo trovare le posate o in legno o in bambù, parti coltelli ovviamente. Questi li appenderò al muro, questi qua questi neri. Qua c'è il frigo. Il frigo ha avuto la fortuna, è un frigo trivalente, cioè questo va sia col 220 esterno, con la batteria del camper e anche a gas, è fenomenale. Poi qui c'è la sicura giustamente.
Qua c'ho tutte le valvole del gas, portapentole, e qua sotto tutta la roba per pulire, però ci sta anche qualche bottiglia insomma di roba da bere. E poi qua questo mi piace tanto, è tanto carino, anche questo con la sicura. Qui ho tutte le spezie, la mia tazza, ecco qua le tazzine che non trovavo, eccole lì. Qua metterò altre spezie così stanno dritte, e qua sotto è vuoto, qua ci metterò olio, altre cose, e richiudiamo one e richiudiamo two, salute, grazie. E sotto, anche qua sotto le panche qui ci sta altra roba, ci ho messo la cassetta degli attrezzi, ciabatte, le catene da neve, scarponi, scarpe, un rotolone, un po' di tutto, insomma è fantastico, 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 e lo adoro sto camperino. E poi qui il lato guida mi sono preparato queste due borse, una già con la roba da spiaggia e questa qui è vuota, la tengo come porta oggetti. Qua il tavolino che mi ha regalato lo zio con 4 seggioline per mangiare fuori, il mio bidone e le squazze, la ciotola per i cani che mi hanno regalato gli amici, che questa serve a non far uscire l'acqua in corsa, e il lato guida. Io credo che qua ci vivo abbondantemente. Qui il mio bellissimo porta ricette, l'apribottiglia, Bull Terrier, ho già iniziato a personalizzarlo un pochino. Per ora mancano le tende perché voglio scegliermi io le tende da mettere. E qui stupendo perché il porta oggetti ovunque, cioè qua ho fatto la drogheria, un po' tutte le robe di farmacia, aghi, astuzi, cazzi vari, qua tutta la roba del caffè, tutti i sali, zuccheri, le bustine di tè. Qua tutta roba da mangiare, arrivo fino in fondo, e questi gavoni sono tutti unici, vedi? Sono tutti collegati, arriva fino in fondo anche questo. Ecco qua, io ho messo anche dei feltrini per dar meno l'effetto legno su legno, così soffro meno quando li sento chiudere. Qua la roba per la droga elettronica, qua metterò un po' gli hard disk, le pendrive, tutte le cose del computer. Qua mi sono messo gli astuzi con giustamente, metti che non si sa mai. Qua asciugamani, e l'ultimo qua altri asciugamani, dopo metterò le lenzuola di ricambio, insomma spazio ce n'è a sufficienza veramente. Qua il bagno, ho messo anche l'etichetta così non mi sbaglio, e qui c'è il bagnetto. Ciao. Qualcosa devo cambiarlo che è orrendo, e vabbè il bagno è un po' da rifinire, insomma tutte queste schifezze qua in alto con i fiori, mamma mia, Dio ci salvi. Qui dentro c'ho un armadio portavestiti, è sempre bello caldo, qua c'ho una lavagnetta che prima o dopo monterò, vestiti caldissimi perché qui sotto c'è la stufa, qua fa un caldo che è una roba incredibile, ci metto anche a volte le strazze ad asciugare. Fotovoltaico mi carica sempre a 1000. Qui dentro ci ho messo tutti i miei vestiti nelle scatole. Qui un altro gavone, pulirlo è stata un'impresa. Qua metterò scorta di roba da mangiare, per ora c'è una scatola vuota, qualche accessorio e 2 caffè. Ecco dai, che adesso che c'è un po' di sole si vede il mio lettino, ecco, con la scala che devo cambiare perché questa è più corta, quindi è pericolosetta, in più i piedini qua sono corti, mi fa male i piedi se non salgo con le ciabatte. E questa è la mia area nanna, lì c'ho la lampada LED con 2 lampade, oppure posso scegliere se una. Qua ho l'oblò con la zanzariera, e lì è bello perché quando ti svegli, cioè, vedi quello che c'è fuori, stupendo. Più ne hai un altro per i piedi, cioè che anche i piedi possono vedere insomma il panorama. Qui credo che monterò una libreria, senza credo, qui ci sarà una libreria per mettere qualche libretto a portarmi via. Idem qua, anche qua vorrei una libreria che arrivi come profondità massimo fin qua. Questo è il mio antifurto. Qui abbiamo la sala pranzo. Al
almeno su una cosa un po' ci avevo visto giusto, ho detto il camper lo tengo qua 1 anno o 2 anni giusto per, oltre a prepararlo, vedere se c'è qualcosa che può non andare, qualcosa da rivedere, da aggiustare. Effettivamente è la stufa, come forse già sai c'era il pulsantino d'accensione che è stato cambiato, una cazzata, vabbè 30 euro compreso il lavoro, e adesso la stufa non parte. Allora l'ho portata dal meccanico, ecco qua, ciao stufa che non ci sei più, me la stanno provando al banco, e la cosa più importante per me, cazzo, la stufa, ci dormo insomma, quindi voglio dire. Chi c'è qua? C'è l'ospite che vuole entrare, eh? Ma perché l'ospite qua vuole il biscotto? Vero Cranti? Tu hai sentito il biscotto e vuoi il biscotto? Dai, vai giù che ti fai male, dai, guarda come sei messa, vai giù, brava. Senti il rombo del motore, adesso è pronto, dai, sarà anche caldo. L'importante è sempre scaldarli bene questi mezzi. Opla! E adesso andiamo, vediamo, sì dai, possiamo andare. Aspetta che non mi dimentico come al solito, allora il camper te l'ho presentato. Io adesso ti saluto, dai, ci vediamo alla prossima, alle prossime puntine. Tanto ho approfittato, ho fatto la chiesa, no, la chiesa, il monastero. Ma che cazzo era quella roba?